Presidente Pozzo, allora quarta edizione di Generazione 2026, ci può dire qualcosa su questa 3 giorni in arrivo e qualche numero sul progetto? Sì, è una 3 giorni importante perché si chiude un ciclo ma non muore, anzi continuerà. 42.000 studenti coinvolti in questi 4 anni, 12.000 solo quest'anno tra Treviso e Belluno, edizioni che sempre più sono andate in crescita. Questo vuol dire che abbiamo, tra virgolette, azzeccato i temi, ma soprattutto abbiamo portato quel valore e quella professionalità che il mondo della produzione sa dare con lo sport, e quei valori che i giovani possono recepire avendo avuto l'opportunità di sentire campioni del presente e del passato a scuola oppure nell'arena, e poi anche cimentarsi con delle gare all'Arena di Milano e vincere. Lo sport è un modello per la sicurezza, è quello a cui aspiriamo sotto il fronte della prevenzione, perché prevenire significa educare i giovani a valori e a ideali importanti. Il progetto 2026 con questa grande adesione ci dà contezza di come i valori sani, attraverso l'inclusione, attraverso questo progetto che guarda anche alla valorizzazione, possano diventare importanti e fondamentali proprio per arrivare a contrastare il problema della devianza giovanile. Ecco, insegnare ai giovani e proporgli modelli positivi. Questo è il fondamento di questo progetto, che vede assolutamente l'adesione di noi operatori di sicurezza, perché lo sport equivale a sicurezza e prevenzione.